Beppe Soria, oggi una partita soffertissima, forse anche troppo, però tu hai firmato anche questa vittoria, è fondamentale per il proseguo del campionato. Sì, noi ci aspettavamo comunque una partita difficile, conosciamo la San Benedettese, però spesso non ci ricordiamo quello che sappiamo fare noi. Quando ce lo ricordiamo lo dimostriamo anche in un'azione, dimostrando che comunque siamo una squadra che cerca di vincere dopo il secondo posto dell'anno scorso questo campionato. Tu non fai solamente gol per la Colosseum, dai anche grinta in campo, ma a volte sembra che avete dei cali di tensione come è successo anche alla finale dell'anno scorso. Questo è il difetto che stiamo cercando di gestire dall'anno scorso, perché purtroppo questi cali ci hanno fatto perdere una finale che secondo me fino al 4-1 nessuno metteva in dubbio, poi purtroppo il Terracini è stato bravo e noi un po' polli. Quest'anno speriamo di curare questo difetto che abbiamo e speriamo di riuscirci. Te ti dividi fra nazionale e il club, ora c'è un appuntamento molto importante e come lo stai preparando? Ma noi comunque, alcuni di noi stanno già in ritiro con la nazionale da qualche giorno, stiamo preparando questo evento dove speriamo di andare, cioè a Tahiti. Il gruppo è unito, c'è qualche ragazzo nuovo che il Mister sta provando, speriamo che questi noi ci diano una mano ai vecchiarelli.